Oggi, per legge, i mezzi di soccorso come le ambulanze non possono essere in attività da più di 7 anni o aver percorso oltre 400.000 chilometri, mentre per quelli adibiti al solo trasporto dei pazienti il tempo di impiego si allunga a 12 anni. Spesso però si tratta di veicoli ancora in buone condizioni e dunque la loro sostituzione potrebbe rappresentare un vero e proprio spreco. Però noi ci troviamo nel caso di moltissime associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio per il trasporto degli anziani, dei disabili, ma operano anche all'interno delle manifestazioni pubbliche e sportive, che non possono più esercitare questa loro attività proprio perché magari hanno mezzi che hanno più di 12 anni. Però spesso sono mezzi che possono continuare tranquillamente a funzionare con apparecchiature ancora molto buone e funzionanti. Proprio per far fronte a questa situazione, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione del vicepresidente Nicola Finco. Chiediamo di rivedere l'impianto normativo perché queste attività possano continuare ad operare sul nostro territorio se i mezzi ovviamente sono ancora in buone condizioni e le apparecchiature ovviamente previo controllo annuale possono comunque continuare a dare prestazioni di qualità alle persone che ne hanno bisogno. Non capiamo per quale motivo insomma non possono più esercitare questa attività di volontariato a causa di una scadenza insomma temporale. L'impegno è stato unanime da parte di tutto il Consiglio regionale. Adesso aspettiamo che la Giunta entro brevi vada a rivedere la normativa.